Buon pomeriggio, benvenuti da Filippo Alongi dal campo comunale Concador di Monreale, benvenuti alla 16ª giornata di Under 16 regionali, big match di cartello, big match di giornata, seconda contro terza per ambire alle primate in classifica. Oggi si prende una strada importante per il proseguimento di questa stagione che ci ha tenuto bene attenti, incollati agli schermi. Cus Palermo in maglia rossa, squadra di casa, Accademia Trapani in maglia magenta, maglia fucsia. Squadra ospite, vedremo se si giocherà con queste due maglie, ma una volta effettuato il riconoscimento sembra che si proseguirà con questi colori di maglia, nonostante non si differenzino parecchio. È tutto pronto per iniziare, tutto pronto per cominciare. Ricordo l'appuntamento Cus Palermo contro Accademia Trapani. Soliti check alle porte del direttore di gara prima dell'inizio di partita, prima soliti riti iniziali e poi saremo pronti per avviare e per partire con questa nuova gara trasmessa qui in diretta sui nostri schermi su LTV, la voce del campo. Ci siamo, come detto, c'è stato un cambio nelle tenute da gara, cambio dei pantaloncini, almeno per differenziare il colore bianco dei pantaloncini dei ragazzi delle Cus, la squadra di casa. Prima palla che sembra proprio essere proprio per il Cus Palermo. Vedremo chi andrà a mettere in gioco, chi darà il via a questo scontro diretto per l'accesso al secondo posto, per continuare ancora a insidiare la prima posizione in classifica. Prima palla del Cus, arriva l'ok da parte di Paola, arriva l'ok anche da parte dell'estremo difensore dell'Accademia Trapani. Gasper ricevuto e si comincia, si gioca, ricordo, come di consueto, due tempi da 40 minuti in quanto siamo in categoria agli allievi Under 16 regionali. Saluto tutti gli spettatori collegati da casa, oggi sarà un picco di spettatori più elevato rispetto al weekend, gara di lunedì, posticipo del lunedì pomeriggio, la gara di oggi. Mando un saluto a tutti gli spettatori che ci seguono da casa, ma addentriamoci ufficialmente dentro la partita. Patti, però a scappare lungo quei lati, arriva la chiamata da parte del direttore di gara che ferma il gioco, assegna una rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Lungo i lati opposti alle nostre inquadrature. Alla che ritorna, sei pronto a rimetterla in mezzo, aggancio che non arriva, ribatte via Cottona, poi resta al limite, Sare si prende una botta per evitare che la palla arrivasse violenta dalle parti di Paola. Arrivata una prima conclusione murata da Randolph Sare. La rimessa laterale, Cus Palermo non arriva su questa palla, Davide Militello è pronto a giocare con le mani, quindi Marano. Alberto Abate. Nuovamente Marano circondato, la maglia avversaria, riesce a toccare per l'ultimo Militello, la palla viene ristabilita in mezzo al campo da Abate che pulisce una palla non semplice sull'aggressione in pressione di Francesco Marrone. Ciardi, Abate, palleggio, giro palla delle Cus restando nella prova mediana, poco dopo l'area di rigore. Marano. Spinge lui per andare sulla corsa di Giorgio Ales, può andare, può correre Ales mentre lo va a prendere forte Simone Trombino. Ales
torna dietro, Cravotta controlla e calcio, ma il tiro termina largo senza deviazione, ci ha provato Cravotta subito a prendere la misura dei pali difesi da ricevuto, sarà soltanto un rinvio dal fondo però, rinvio dal portiere per l'Accademia Trapani. Questo tiro terminato largo da parte del giocatore maglia numero 11 del CUS, ci ha provato Cravotta. Rinvio al fondo, battuto corto, ricevuto va dall'uomo più vicino dentro la sua area piccola. Deviazione del CUS, rimessa laterale Accademia Trapani. La giocata in avanti, Cottone lascia scorrere, c'è disponibile Carlo Di Paola, proprio loro due che hanno giocato sabato con gli Eleve Elite del CUS Palermo contro la Vis sulla gran vittoria, ma tanti giocatori oggi in campo con l'Under 16 hanno trovato spazio sabato pomeriggio nella vittoria ad ampie distanze sulla Vis Palermo. Cottone, Sare, Patti, Marano, tutti loro hanno fatto parte dei 3 punti trovati sabato, ora ritornano in campo lunedì per questa sfida dei posti alti della classifica. 2 rinvii errati, uno per parte, uno per Di Paola per ricevuto, la rimessa laterale per il CUS Palermo. È un turno difficile questo alla 16ª giornata perché c'è questo scontro diretto per l'accesso stabile al secondo posto, ma anche per prendere momentaneamente il primato in classifica in attesa del risultato tra TF Club e Alcam Academy, quindi 2 partite di livello. Attenzione su queste 2 gare, ma resta davanti il CUS per metterla in mezzo, riesce a togliere in qualche modo ma resta lì. Ales anticipato, poi la spazzata via, Marano sull'anticipo, abbatte calcio da fuori, colpito il difensore avversario, palla allontanato su una rimessa laterale per il CUS che prova a spingere già nei primi 4 minuti. Rimessa tra le CUS. Si va in aria ora. Sponda verso Asare, specchio chiuso, deviazione ed arriva il primo calcio d'angolo della partita, la prima occasione a palla inattiva, passa dal lato di destra, dove si prepara già a metterla in gioco Caramia. E no, come di consueto entriamo dentro l'area di rigore. Palla sul secondo palo, a cercare un colpo di testa, Cravotta anticipato, ora Marano non deve rischiare sulla pressione avversaria, scappa via, allarga a destra da Caramia che è rientrato dal fuorigioco a detta del direttore di gara. Rinvio dal fondo, quindi rinvio dal portiere per l'Accademia Trapani. Militello lascia rimbalzare a metà giù per poi cercare la corsa sull'inserimento da parte del suo attaccante in maglia numero 11, palla difficile su cui arrivare. Non è arrivato qui Giuseppe D'Aleo su questa richiesta di Militello. Patti lancia in avanti, palla imprecisa, è rimessa laterale per l'Accademia Trapani che sarà rimessa in gioco da Daniele D'Antoni. D'Antoni concede forse la battuta. La palla viene messa in gioco. Controllo errato, Cangemi non la tiene, la ritrova così il CUS, la ritrova la squadra di Cass che va dalle parti di capitano Alberto Abate verso Marano. Cottone, sembra un rischio, ma riesce comunque a trovare Abate che si distende verso Giacomo Patti con tanto spazio davanti a sé per andare a prendere metri verso la metà campo. Patti, Ciardi ora. Il Cavaliere, Ciardi più avanzato sulla sovrapposizione. Ales si abbassa per ricevere e servire queste imbucate, chiude bene la linea di passaggio, la difesa ospita, la palla arriva a Randolfo Asare, sterza sul primo, salta pure il secondo, Asare cerca di intestardirsi un po' sul triplo dribbling, attenta, antipassa dell'Accademia per togliere e mandare via, ma Cottone gestisce con Abate, un tocco e detta ancora benissimo i tempi di gioco. Marano, Abate di prima, non trovo lo spiraglio per passarli, ora occhio al contro per D'Aleo, vorrebbe andare D'Aleo contro Marano, palla che resta ferma ma tra i piedi dell'11.
cercata la verticale nella ricerca del centrocampo, nel centravanti Marrone. Proprio stava per assegnare un fallo, lasciamo seguire però il gioco. Quando ritorna sul rinvio dal fondo dalle parti di Carlo Di Paola. Mentre non abbiamo presentato, introdotto il direttore di gara, oggi il designato della sezione AIE di Palermo, il signor Marco Labruzzo, per la gestione arbitrale di questa 16ª giornata di questo big match, che vale sicuramente il secondo posto, ma anche il primo per un determinato periodo di tempo in attesa del risultato tra Alcam Academy e TF. Calcio d'angolo per il CUS, è la seconda occasione da calcio d'angolo di questa partita, è la prima dal lato di sinistra. Era verso il primo, Ales non tocca, era verso di lui, non è riuscito a girare in rete. Altro cross, ma c'è una botta che arriva, ha cercato una botta, diretta verso la porta. Contenuta in maniera attenta dall'estremo difensore ricevuto sulla presa sicura. Militello, cravata su di lui, da Leo si gira, viene messo giù, scalciato da Marano, fallo commesso da Cristian Marano e danni da Leo, calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Calcio di punizione Accademia. Va a mettere in gioco Vito Guaiana, arriva l'uomo incontro, eccolo che lo va a servire il suo capitano Dario Gagliardo. Rustico, torna dal centrale di difesa al centrale, l'ultimo uomo dell'Accademia Trapani, Simone Trombino. Ultimo tocco rosso, rimessa laterale per l'Accademia Trapani ancora. Rimessa tra l'Accademia. Rimessa errata, non sfruttata questa rimessa laterale, L'Abate preferisce spazzare per mettere il suo di ricomporsi, concedendo il pallone e il gioco all'Accademia Trapani. Rustico può salire leggermente poi al piede oltre la metà campo, poi lancia cercando la sventagliata sulla corsa di Marrone. Lì in aggressione però c'è Certi che lo porta intanto sull'esterno con l'aiuto anche di Cavaliere sul ripiego difensivo che porta recupero palla nelle zone di Angelo Cottone. Cottone allarga tutto verso Marano con Cavaliere che può proporsi lungolinea. Marano, Cavaliere, Cravotta, perdonami, Cravotta tocca ma non controlla, la palla viene ritrovata così dall'Accademia che prova ad affacciarsi in avanti, al centravanti Marrone che perde di vista però questa volta la palla, facilitando il recupero difensivo del CUS. Cavaliere, palla ribattuta via da Leo, cerca i compagni, trova Abate, ora Randolph Fasare, ma non Ales, sulla palla un po' lunga rispetto alla sua posizione. Marrone, 2 contro 4, 2 maglie Accademia contro 4 del CUS che non è meglio qui, ora Cravotta, lui contro l'avversario, contro Militello, vede fallo quel signor Labruzzo, sicuramente le braccia di Cravotta erano lunghe sul corpo del giocatore dell'Accademia, però forse qui un incrocio tra gambe a portalo giù. Militello, per l'arbitro c'è fallo, assegna un calcio di punizione in favore dell'Accademia, che potrà andare a cercare di rigore da una zona ottima per un cross. Mentre quindi si presenta, si candida a battere questo calcio di punizione Vito Guaiana. Parte Guaiana a cercare il secondo pallo, palla profonda, Ales tocca, diventa buona per l'Accademia per metterla poi in mezzo cercando da Leo, trova Marano, non in lunghezza ma in altezza, ribattuta di Paola in due tempi, riesce a contenere questo pallone con l'arbitro che assegna un calcio di punizione in diretto dentro l'area di rigore, vediamo se è così o no? È calcio di punizione in diretto dentro l'area di rigore, giudicato retropassaggio, il tocco verso Di Paola, quindi per l'arbitro non era concessa la presa con le mani, sembra essere questa la prima direttiva, c'è chi chiama un calcio di rigore ma dal primo giudizio sembra essere un calcio di punizione in diretto dentro l'area di rigore.
Cerchiamo di capire meglio entrando dentro l'area di rigore. Forse giudicato il tocco verso Di Paolo, retropassaggio dal signor Labruzzo. E infatti la palla è posizionata lontana al dischetto di rigore. Sarà un calcio di punizione indiretto dentro l'area. Quindi calcio di punizione a 2, come si viene chiamato in gergo. Un tocco e un tiro in porta poi. Giudicato quindi retropassaggio al portiere. Il tocco verso Di Paola. Scelta severa del signor Labruzzo. Si sistema ora la barriera. Barriera che non può essere altro che un muro schierato da Carlo Di Paola. Ragazzi, forza! Vediamo chi va a battere. Si candidano in 3. Per calciare vanno o Rustico oppure Guaiana, mentre andrà a metterla in gioco verso i compagni, toccandolo semplicemente da Leo. È così che una finta per far partire la barriera sarà quindi da risistemare. Copioni che vediamo spesso in queste dinamiche. Calcio all'otto, colpisce la traversa piena, rompe la traversa. La palla non entra in rete, Guaiana ha avuto l'occasione più nitida da gol finora. Guaiano forse piega la traversa qui. È calcio d'angolo per l'Accademia, calcio d'angolo dalla bandiera di destra. C'è solo un tocco sul tiro di Vito Guaiana. Non si è nemmeno vista partire questa conclusione. Cross verso il primo, Dale non arriva, la palla al limite, invitato al tiro. Qui Militello. Ma c'è Carlo Di Paola che va sicuro sulla presa e prova a rimettere in gioco la palla dopo uno spavento corso dal Cus. Ales guadagna la rimessa laterale che andrà a battere Marano. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Oggi piccola particolarità, in panchina è arrivato da poco Mister Demma, sembra essere Adeola, il primo allenatore di questa 16ª. Patti stava correndo in avanti Ales e viene anticipato. Alberto Abate con il destro tenta l'imbucata verso Cravotta. Arriva Gaspar ricevuto che vede completamente libero tra le linee. Militello non arriva da Leo e quindi Cottone la può gestire e impostare con più calma. Cravotta. Lotta ancora Cravotta. Torna in mezzo da Randolph Fasare. Si apre Alberto Abate. Prima la palla viene girata sul lato di sinistra dove si va a vedere Giacomo Patti. Ciardi largo, più stretto invece al limite Cavaliere. Palla allontanata. Cottone. Ora Guaiana manda in avanti. Lì dove c'è Angelo Cottone. Spazza via, trova Cravotta. Un tocco, si appoggia, scarica da Abate. Anche lui velocizza sempre la ricerca di Gerolo Alessio. Sempre a pochi tocchi come sa far lui. Alberto Abate, 2 tocchi e gioca. Randolph Fasare. Patti. Asare Patti dietro Cottone, viene chiusa con il passaggio ma c'è libero in mezzo il capitano, il playmaker di questa squadra, Alberto Abate. Cottone. Sale Marano. Cravotta tenta di entrare in aria, la palla ritorna ancora da Cravotta da Asare, che calcia in porta, largo il tiro. Ci ha provato Randolph Fasare ancora dalla distanza, rinvio dal portiere, rinvio al fondo, pronto ad andare Gaspar ricevuto. E mette in gioco veloce, non si perde tempo, cercano subito di sbloccare le squadre, siamo al 15° del primo tempo, primo quarto d'ora di gara che va, 0-0 fin qui, Abate Asare, accelera il palleggio il Cus Palermo con però Asare che porta palla mantiene 3 piedi. Patti. Sbaglia il controllo, preso fuori tempo, questa volta Marrone e si ritorna quindi da Di Paola. Patti. Asare. Entrate! Trova Marano. Gioca Cristian Marano. Prova di farla passare verso Caramia. Viene anticipato sulla linea di passaggio. Quindi si ritorna dietro su una palla scomoda per Cottone che deve aiutarsi con Di Paola per l'aiuto sull'uscita palla al piede. Marano. Se ne libera bene. Mette una pezza lui su qualche ingranaggio che scorreva scricchiolante in questo giro palla lì dietro. Asare di testa colpisce, la palla arriva però al capitano che ritorna su quel lato. Da Leo di prima, Marrone per far salire i suoi. Marrone da Leo. Sono in pochi i due attaccanti dell'Accademia rispetto alla difesa del Cus.
Ciardi. Patti ora. Poggio di prima, cara mia Sare, che prova a far correre ora sulla fascia di sinistra Ciardi. Ringrazia per l'idea, ma la palla era leggermente lunga. Vedremo se ha rimesso il rinvio dal fondo. Sta messo il rinvio al portiere, così. Rinvio dal fondo per Gaspar ricevuto, rinvio al portiere per l'Accademia Trapani. Rustico ricevuto, Rustico ancora. Girano palle 2 con questo lancio, la ricerca di Daleo un po' aumentata tra Daleo e Marrone. Cottone a vita semplice nell'allontanarla fuori dal campo e fuori dalla struttura. Rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Abbatte. Ales cambia tutto a sinistra, una palla un po' orizzontale, ma arriva comunque Ciardi che può passare sullo strappo. Viene messo giù l'arbitro, grazie. Sul contrasto l'avversario si resta ancora senza cartellini. C'era una dinamica per par su cui poteva partire anche una munizione. Adotta lo stesso metro di giudizio il direttore di gara, il signor Labruzzo. A Sale non arriva su questa palla, sarà rinvio al fondo. Rinvio dal portiere per l'Accademia Trapani. Rinvio al fondo Accademia. Rustico ricevuto, non può ritornare dal 3, pensa al lancio, ma è buono solo per Alberto Abate che mette giù tranquillamente. Abate, anticipo sul passaggio, ora arriva il palleggio di Vito Guaiana per andare alle parti di Daleo, provando ad accendersi con Marano, ma da quel lato si fa fatica a passare. È rimessa da tale per il Cus Palermo, riesce a strappare pure la rimessa a favore Cristian Marano. Cavaliere anticipato, Guaiana contro Cravotta, gambe alte di entrambi. L'ultimo tocco è stato di Vito Guaiana, rimessa laterale per il Cus. Ventesimo, metà del primo tempo. È 0-0 tra Cus e Accademia. Con la più grande occasione gol che è passata fin qui tra i piedi dell'Accademia Trapani su quella traversa violenta colpita da Vito Guaiana sul calcio di punizione in diretto dentro l'area di rigore. Lancio in avanti, Gaspar ricevuto, trova Patti che prova a lavorarla per i compagni, ma qui ci sono Daleo e ora Militello portano giù con fallo da Cravotta, fallo commesso dall'11 del Cus e calcio punizione per l'Accademia Trapani. Vales impressione mentre la palla viene girata da Vito Guaiana dalle parti del 6 Gaspare Coppola. Coppola non va da Morrone, scivola al momento della decisione del passaggio e quindi Patti cercando Cavaliere, alla che si allarga difficile sull'arrivo, difende bene D'Antoni ma non abbastanza. Cavaliere se la va a riprendere con grinta su quel lato. Ciardi, due maglie su di lui, strattonato quanto basta, ma in maniera regolare, soltanto rimessa laterale guadagnata dal Cus Palermo. Dopo l'ultimo tocco di Gaspare Coppola. Coppola ancora a mandare via. È rimessa per il Cus Palermo. Alla tolta all'area di rigore, Marrone, l'ultimo. È l'uomo più avanzato, qui sbaglia il tocco, fa fatica a entrare in partita. Al momento il 9, il centravanti dell'Accademia che ora difende per cercare Daleo. Alleggerisce il lavoro di recupero del Cus. Randolph Fasare vuol far correre
Sulla corsa ora Ciardi che arriva, cross deviato con una mano, con un braccio secondo il direttore di gara. E calcio di punizione per il Cus Palermo, simile a un calcio d'angolo ravvicinato. Deviazione con un braccio sul corso di Ciardi, guadagna il calcio di punizione il Cus. Battere Caramia. Casare sull'appoggio corto intanto. Vedremo quale sarà la scelta del 10 del Cus. Asare fa in area di rigore ora. Ciardi abbatte fuori all'area, poi tutti dentro. Tranne Marano a coprire la ripartenza. Cross morbido sul secondo palo, Cottone colpisce Randolph Asare, non indirizza verso la porta. La palla poi viene allontanata via il più possibile. Mentre prova ad arrivare da Leo. Marano lo va a prendere. Non ha toccato né Marano né da Leo. L'ultimo tocco è stato proprio dell'Accademia nel momento di allontanare e spazzare via questo pallone. Può giocare ancora il Cus Palermo che sembra aver preso le misure per mantenere ancora almeno il possesso stabile tra i piedi. Abbatte Patti. Cottone vuole un movimento sui lati. Intanto ritorna dalle parti di Patti che ha corto Abbatte e sulla destra pure Marano. Nel frattempo porta palla, arriva alla metà campo. Abbatte. Bene per Marano, renta benissimo il controllo, guadagnando il tempo di gioco, ma poi si perde sulla giocata successiva, rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Mentre le due più grandi novità di formazione possiamo sicuramente andare a leggere sulle due assenze dagli 11 titolari. Rudy Candè, Alexandro Guida se le riserva come mosse da gare in corso. Mister Demma o Mister Teula che sia. 25 sul cronometro. Marrone regala per Randolph Asare, fa fatica lì in avanti a catalizzare il gioco l'Accademia Trapani. Un Marrone in difficoltà in questa fine di partita. Alberto Abate preferisce però restare, mantenere palleggero un po'. Cottone, Marano, 25esimo, un quarto d'ora alla fine di questo primo tempo per eventuale recupero. Ora gioco fluido, scorrevole, senza interruzioni. Sulla parità rete inviolata, Asare prova la cavalcata offensiva, palla al piede, viene messo giù poco prima dell'ingresso in area di rigore. C'è un fallo e una ammonizione anche per Gaspare Coppola, il primo giocatore inserito nell'elenco dei cattivi, il direttore di gara, ammonito Coppola. Ammonito Coppola, sarà calcio di punizione per il Cus Palermo in questo istante di pausa. Io devo rivolgere però l'invito a lasciare un mi piace a questa diretta, noto con piacere siamo circa 30 spettatori collegati, un mi piace e un'iscrizione al canale, il metodo di supporto diretto più utile e del tutto gratuito in vista dei nostri progetti, dei nostri servizi che reputo di alta qualità. Quindi un mi piace in questo istante di interruzione, 3 secondi di pausa per lasciare un like alla diretta è molto gradito. Ne torniamo in campo dove l'arbitro, stando alle sue spiegazioni, ha segnato l'ammonizione per Coppola ed è pronto ora a schierare la barriera. Oh, lo devi ammonire! Ogni minuto gliela sposta! Giochiamo, ragazzi! Dai, Ciccio! 4 in barriera richiesti da Gaspare ricevuto. A battere va Randolph Asare. Procura il fallo e la va a battere lui. Fischia l'arbitro. Parte Asare cercando la porta, trova l'intervento di ricevuto a toglierla sulla richiesta del primo palo di Asare. Trova i guanti di ricevuto che vola in tuffo e la manda in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Cus Palermo. Asare cercava l'angolino basso sul primo palo.
Ottimo intervento di ricevuto, primavera, grandissima occasione a gol della partita del CUS. Passa sul calcio piazzato dalle parti di Asare. Cravotta, ritorna da Caramia. Destro, in mezzo, colpo di testa alto, non trova lo specchio della porta quel CUS. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta Cavaliere. Rinvio dal fondo per l'Accademia. Rinvio dal portiere Accademia Trapani. Mentre possiamo anche aprire una piccola parentesi sulle prime squadre di queste due squadre. Entrambe, tanto occhio che arriva un richiamo verso la panchina dell'Accademia Trapani. Semplice richiamo, dicevamo le due prime squadre attualmente militanti, il girone d'eccellenza A della Sicilia, si sono incontrate già più volte, si sono incontrate 2 volte durante il corso di questa stagione. Quindi, oltre ad essere nello stesso girone, per gli allievi Reggio Under 16, società, si sono incontrate anche nel Pro Girone di Eccellenza. Marano. Però 2 percorsi nettamente differenti su un CUS in netta difficoltà. Sulla prima squadra in eccellenza e l'Accademia Trapani in leggera ripresa con 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4. Randolph Asari torna dal portiere, Carlo Di Paola. Vale verso Marano, c'è l'anticipo di Militello senza paura. Da lei ora, con Cottone che lo porta fuori. Qui Rustico gioca dietro la palla del capitano e ancora Rustico. Lungolina si apre Militello, va a cercare però Morrone. Sponda perfetta questa volta. Per andare alla ricerca del 10. Liberando la giocata dalle parti di Coppola, ma lì aspetta Ciardi che non manda via, ma protegge a cercare un calcio di punizione che lo ottiene. Troppo irruento sullo scontro con Ciardi. Qui Coppola, calcio di punizione per il CUS Palermo. Deve fare attenzione, Gaspare Coppola è già ammonito, è l'unico peraltro. Gioca centralmente l'Accademia. Da Leo l'alza. Vito Guaiana, palla a metà, la meglio qui, cara mia, allungandola e mandandola via una rimessa laterale quando siamo a mezz'ora di gioco e mancano 10 minuti alla fine del primo tempo, più eventuale recupero qualora l'arbitro riterrà opportuno assegnare minuti extra. Patti colpisce, è rimessa Accademia al 30° spaccato. Gioca da dietro, si torna dal capitano, si torna dalle parti di Gagliardo, tornando dietro sull'impostazione dalla linea difensiva dell'Accademia. Rustico. Vito Guaiana di prima, la palla è buona per Daleo, deve puntare Marano, superato qui, Daleo. Si accentra e imposta. Giro palla e gestione, Vito Guaiana ha il suo capitano disponibile per riconsegnargliela. Gagliardo, Rustico, ritorna ricevuto, può salire il CUS, ritorna in area di rigore l'Accademia Trapani. Con ricevuto che lancia, lì però sull'anticipo ai danni di Coppola c'è Ciardi. D'Antoni, abbatte e controlla. Primo tocco a mettere giù, il secondo è orientare la giocata. Fallo commesso da Alberto Abate. Fallo commesso da Battaglia e calcio di punizione, fallo commesso da Cangemi, perdonatemi, e calcio di punizione per il CUS Palermo. Quello mi ha lasciato l'altro. A battere Cottone, nonché ultimo uomo del CUS che porta 10, anzi 9 uomini in avanti. Palla troppo profonda, buona solo per il portiere, blocca, riceve, Gaspar ricevuto. E va a lungo. Marano lascia rimbalzare, lettura poco lucida questa volta di Marano, che però al momento del contrasto è duro come al solito e concede il calcio d'angolo.
calcio d'angolo per l'Accademia Trapani. Dalla sinistra si va a presentare per metterla in gioco Dario Gagliardo, capitano dell'11, comandato da mister Cortis Michele. Gagliardo dentro, colpo di testa di Marrone e manda alto, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Cus. Rinvio al fondo Cus Palermo. Patti Ciardi. Direzione Accademia, rimessa laterale per il Cus Palermo. Assare. Porta palla a Randolph Assare. Subisce un fallo, gioca per il vantaggio permettendo ora la corsa lungo le fasce di Cavaliere. Cavaliere vuole entrare in area, se la allunga un po', l'ultimo tocco sembra essere stato il suo, infatti l'arbitro conferma indicando un rinvio dal fondo per l'Accademia Trapani. Rinvio dal portiere per la squadra ospite, è pronta a rimetterla in gioco dentro la sua area di rigore. Gaspar ricevuto quando mancano 7 minuti al 40esimo al termine di questo primo tempo regolamentare. Abate non arriva, Assare sì, sul tocco incerto di Daleo. Randolph Assare. Porta Silati, portalo giù con fallo sull'8 del Cus, fallo commesso di Randolph Assare, sarà calcio di punizione per il Cus Palermo. Deve richiesto intervento dello staff medico del Cus, è quello che arriva con la passerella Riccardo Spicuzza. Si riprende Randolph Assare, potrà rientrare dopo l'occhio da parte dell'arbitro. 35esimo sul cronometro. Caramia mette in mezzo, nessuno arriva, non ci credono i ragazzi del Cus su questa palla. Ora resta Lipatti, calcia, blocca, ricevuto, intervento salva risultato veramente da parte di Gaspar ricevuto, che riesce a togliere la palla dell'1-0 dal piede di Patti. A 5 dalla fine, ricevuto salva il risultato, intervento con la mano di richiamo a salvare e mantenere lo 0-0. Ales, fallo, gomito alto sulla schiena di Giorgio Ales, calcio di punizione, ha commesso fallo Simone Trombino. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Ancora occasione al calcio piazzato per il Cus, arriva a partire per una botta verso la porta. Si candidano a battere Assare. Alberto Abate. Fischia l'arbitro, Assare si allontana e fa battere lui. È una finta però, Abate prova ad andare sul secondo palo, palla che invece Caramia che parte, Andrea Caramia cerca la botta verso il primo palo, non trova però lo specchio, non trova lo specchio che sarà ricevuto, sarà rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per l'Accademia Trapani. Lancio in avanti, Cottone, Assare.
Gioca tutta a sinistra verso Patti, autore dell'ultima occasione a gol del Cus Palermo, che sta creando questo primo tempo senza trovare fin qui il gol però. Mentre nell'Accademia resta l'occasionissima gol disegnata da Vito Guagliana su quella traversa che forse ancora trema sulla portata di Paola. Si abbracciano Abate e Daleo difende palla all'11, ritorna dal suo capitano nelle parti di Gagliardo. Palla spazzata e allontanata via. Abate spostato senza fallo da Marrone ed eccolo qui che torna a ricevere Alberto Abate. Cottone. Assare. Gravotta. Tenta di andare dentro verso Ales, la palla è buona per andare in mezzo, grande anticipo e Gravotta calcia trovando un intervento salva risultato ad opporsi quasi al portiere da parte di Cangemi, evita che la palla arrivasse dalle parti di ricevuto e gioca ancora dentro di rigore il Cus ma per poco perché la fa volare via ora l'Accademia Trapani all'altezza della metà campo. Marano, Gravotta, 2 tocchi, uno per controllare, uno per andare da Abate, a cui ne basta soltanto uno ma questa volta errata la direzione. Daleo. La palla resta in campo secondo il signor Labruzzo. Vito Guagliana. Cambia tutto, ma era posto male qui Coppola, troppo stretto su questa ottima idea di Guagliana, rimessa laterale per il Cus Palermo. Assare. Portapalla e comanda, ultimo minuto del primo tempo, poi sarà il recupero. Carami arriva, può metterla in mezzo, lo fa di prima alla ricerca di Gravotta in mezzo a 2 maglie. Ora lascia rimbalzare e prova a riflettere per andare a giocare questa palla dal suo capitano Abate. Tocco di prima schermato, calcio Assare, troppa intorsione per trovare lo specchio della porta. Rinvio al fondo quando siamo all'ultimo minuto. Molto equilibrio al primo tempo. La gara d'andata è terminata per 1-1 tra queste due squadre, ricordo lì a Trapani. Rinvio al fondo per l'Accademia Trapani, pochi secondi al 40esimo. Vedremo se arriverà una comunicazione dell'arbitro sull'eventuale recupero. Gagliardo, Guagliana, libero di girarsi dentro la sua area di rigore. 2 di recupero dall'arbitro, si giocherà quindi fino al 42esimo. Angelo Cottone lascia Di Paola. Abate, cambia, gioca in avanti sulla palla verso la corsa di Cavaliere. C'è l'uscita sicura di Gasper ricevuto, tra i migliori in campo di questo primo tempo. A lungo ricevuto. Cottone mette giù l'8 su Marrone, l'arbitro però vede fallo sull'intervento sul contrasto di Angelo Cottone. Ho tirato troppo le braccia, protesta vistosamente nei confronti del signor Labruzzo qui. Il difensore maglia numero 5 del Cus, Angelo Cottone, che proprio questo fine settimana ha trovato l'esordio in eccellenza col Cus Palermo sulla partita con il Salvitolo Capo. Quindi per Cottone partire sabato con Andres Elite, esordio in eccellenza domenica con il San Vitolo Capo e oggi lunedì parte titolare per questo scontro diretto in classifica col suo gruppo Under 16. Battere va Guagliana da lunga distanza, vuole calciare da sotterra, la palla resta lì, può elaborarla ancora. Guagliana messo giù senza fallo, come indica il signor Labruzzo. Ora riparte il Cus. Ales vuole far correre Gravotta, palla troppo lunga, inarrivabile per l'attaccante mai numero 11 del Cus. Siamo a pochi secondi dalla fine anche dei 2 di recupero. Cus Palermo 0, Accademia Trapani 0, con ricevuto che
vuole andare solo all'intervallo. Blocco la ricevuta, c'è il fischietto in bocca al signor L'Abruzzo sul rinvio di ricevuto, manderà le squadre negli spogliatoi. E infatti è così, 0-0 a primo tempo tra Cuspo Palermo Accademia Trapani, 0-0, parità reti inviolate, equilibrio che persiste in questi primi 40 più 2. Sentiamo tra poco per iniziare la seconda frazione di gara tra Cuspo Palermo Accademia Trapani, partita valida per la 16ª di allievi regionali under 16, per prendere stabilmente il secondo posto in classifica e per cominciare anche a pensare al primo posto in attesa di TF Club contro Alcom Academy.
Ci siamo pronti per cominciare, per riprendere. Ci eravamo lasciati qualche minuto fa, prima dell'intervallo, sullo 0-0, nei 40+2 del primo tempo. Varie occasioni da una parte e dall'altra, la traversa colpita da Guaiana, il calcio di punizione parato da ricevuto su Rodolfo Asare. Tra quelle più di spicco restano invariati gli 11 delle due squadre, nessun cambio, si ricomincia sullo 0-0. Ricordo all'andata, terminata per 1-1 questa partita, che ora però è ancora più delicata per decidere il secondo posto stabile, ma anche un accesso in attesa della partita di mercoledì ore 16:20 tra TF Club e Alcam Academy. Occhio qui, portano giù Cavaliere con fallo commesso da Coppola, che è già ammonito, e calcio di punizione per il CUS Palermo. 15 secondi, calcio di punizione per il CUS. Fallo commesso da Coppola, secondo fallo commesso da quando ha ricevuto la munizione. Deve fare attenzione il 6 dell'Accademia. Al solito Caramia e Asare, candidati a battere. Andrea Caramia. Sistema la barriera, ha ricevuto. Caramia vuole lo schema per andare ad Asare. Trova l'altro numero 8 per maglia magenta, Vito Guaiana. Tocco incerto di Marrone. E palla riconsegnata all'estremo difensore ricevuto. Cappella. Riesce a passare il capitano, a orientare tutto sulle facce di sinistra. Gagliardo apre e allarga. Solo d'opposto le nostre inquadrature, pronto ad andare su una cavalcata lunga i lati. Poi in anticipo c'era un fallo proprio precedentemente, fallo prima dell'arrivo dalle parti di Cravotta e calcio di punizione dell'Accademia Trapani. A battere va Guaiana, specialista. Le palle inattive. A battere Guaiana con soltanto un difensore, D'Antoni, a coprire. Lancia in avanti, esce estremo difensore Carlo Di Paola, messo giù. Fallo in attacco, fallo al portiere e calcio di punizione per il CUS Palermo. Asare recupera Guaiana ancora, Vito Guaiana prova a portare Asare su di lui, allunga troppo le braccia, commette fallo sotto gli occhi del signor L'Abruzzo, rischiando poi di mandare via il pallone. E calcio di punizione per l'Accademia Trapani, da un'ottima posizione per andare in porta. Non andrà Guaiana questa volta, vedremo chi. Sembra candidarsi da Leo. A battere da Leo. Da Leo sui tre in barriera richiesti da Di Paola sono Asare, Ales e Cavaliere schierati da Carlo Di Paola. Parte altissimo, non trova lo specchio della porta qui, non riesce a rendere Giuseppe D'Aleo su questo calcio di punizione, rinvio al fondo che sarà per il CUS. Di Paola mette in gioco e serve Cottone. Brutta uscita questa, Marrone se l'alza, prova la giocata e non riesce. E può crederci Orales, va in avanti il Cavaliere, si propone Cravotta, la palla sulla sua corsa. Cravotta, arriva lui, calcio in porta, colpisce schiacciandolo un po'. Va a bloccare ricevuto su questa ripartenza, su questo contropiede tutto verticale del CUS. Rimessa tra le CUS.
La palla passa per arrivare a metà tra Asare e Ales. Ha toccato sull'uscita a contrasto Simone Trombino. Ma Cravotta accende ancora i duelli. Cravotta di testa allontana via Gagliardo. Palla che ritorna stabilmente alle parti di Daleo. E per l'Accademia che ritorna sulla gestione dalle retrovie. Sui tre schierati lì dietro. Bene qui, con calma. Trombino invita la calma per fare il lancio preciso sui piedi di Daleo, che rientra. Sterza bene Daleo. Vuole prendersi il centro del campo per sventagliare e allargare su l'ampiezza del 3. Ma c'è attento Ciardi, ancora più attento Gaspare Coppola. Asare corre, lo va a chiudere Gagliardo. Serie di contrasti, serie di tackle. Cavaliere va giù, non c'è fallo. Corretta scelta l'arbitro questa volta e va in avanti Gaspare Coppola. Non che le altre erano errate, però corretta. Lascia giocare ancora. Duelli accesi ma sulla palla. Patti, rimessa laterale per il Cus. Giacomo Patti trova Angelo Cottone. Pressato da Marrone, si abbassa da Carlo Di Paola il Cus. Di Paola. Lancio lungo. Cravotta con il petto, mette giù di fatto solo per Guaiana e si può accendere in avanti l'Accademia che prova ad andare da Marrone. Lì c'è Patti, non lascia passare niente. Giacomo Patti, intervento sicuro sulla palla. Cottone. Cavaliere o Coppola, anticipo di Gaspare Coppola. Ora Cottone gioca in avanti, ma la palla è buona solo per D'Antoni. Si perde a volte in frenesia il Cus che manda a scaldare Rudy Candé e Alessandro Guida, le due armi tattiche offensive di Mister Demma. Passa D'Antoni sull'uscita palla al piede, poi Cavaliere lo porta giù, commette fallo. Calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Sta per arrivare il momento di guida nel Cus. In avanti Gagliardo, anticipato Marrone da Patti, rimessa Accademia. Coppola. Ciardi fermato. La palla viene gestita da Francesco Morrone, scambiando dal capitano alla ricerca della di rigore. Trova però soltanto Alessio Cravotta. Ales in aggressione al portatore. A sinistra sarà l'Accademia. L'Accademia il continuo palleggio, il continuo possesso. Fermato, interrotto bruscamente da Giorgio Ales. Ora riparte il Cus. Cavaliere. Lì c'è Coppola che c'entra però in pieno volta il suo capitano. Ora gioco fermo, chiaramente. Coppola lancia fortissimo più che può. Su quale nel passaggio sfortunatamente c'era il suo capitano Gagliardo. Ora gioco fermo. Con la palla che ritornerà da chi era in possesso, dalle braccia dell'arbitro. Si rialza da Gagliardo, un po' stordita, la botta ricevuta al volto. E riprende il gioco con Guaiana che va dal suo difensore, si prende un grande rischio qui D'Antoni sul tocco di Ales. Coppola, controllo errato, rimessa laterale per il Cus Palermo che alza la pressione, batte veloce Cavaliere. Ales, dietro di lui D'Antoni, ma torna anche Coppola. L'ultimo tocco è stato del 6 dell'Accademia, rimessa laterale per il Cus Palermo. Quando siamo al 10° del secondo tempo, mezz'ora dalla fine.
Cavaliere gioca al limite di prima Cravotta per cercare a battere, conclusione Murate, ancora parità assoluta, solo 0-0 quando siamo al decimo del secondo tempo, mezz'ora alla fine, ricordo 1-1 all'andata, massimo equilibrio anche qui. Gagliardo gioca dietro, la palla è buona per Vito Guaiana, quello che ha trovato l'occasione più pericolosa del primo tempo per i suoi. Qui sbaglia il tocco, la rimessa laterale servita per il Cus. C'è cambio, è il momento della sostituzione, è il momento di Alessandro Guida. Nel Cus Palermo un'arma tattica importante, questa in campo di Guida, un potenziale titolare. 3 fidati di Mister Demma, è quello che entra in campo al posto di Cravotta. Anche lui ha trovato la presenza sabato con il gruppo di Adadero nell'Andrea Satellite nella vittoria travolgente contro la Vis Palermo. Dentro Guida al posto di Cravotta, questo è il primo cambio della partita. Cara mia, apre benissimo, allarga lì dalle parti di Ciardi che deve puntare, invece gioca di prima, un po' frettoloso qui Ciardi, ma la va a riprendere, lotta Ciardi e spazza via Coppola, in anticipo Marano, Ales può arrivare, colpisce di testa a mandar via Simone Trombino. Rimessa laterale per il Cus, spazza via l'Accademia,